Go and Learn è un progetto Erasmus che vede coinvolti 11 paesi europei, visto il successo alla sua terza edizione e prevede delle visite aziendali perché pensiamo che ogni azienda eccella in qualcosa e quindi oggetto di questo progetto è proprio l'eccellenza di ogni impresa del territorio. Attraverso Go and Learn quindi vogliamo rispondere a tre principali problemi, quindi gli obiettivi sono tre. Il primo è la mobilità, quindi stimolare la mobilità di studenti e di lavoratori. In secondo luogo, portare la formazione anche in azienda. E in terzo luogo quello di trasferire, collegare il turismo all'orientamento economico del territorio in cui l'azienda si trova. Noi in Italia abbiamo delle peculiarità straordinarie in materie prime, tre materie prime combinate bene, non occorre neanche toccarle, il piatto è già fatto. Partendo da questa ipotesi potete costruire grandi prodotti finiti, elaborandoli bene, ma dovete poi avere la conoscenza dei processi, ma dovete imparare a scegliere prima. Partecipiamo a questo progetto internazionale perché amiamo il confronto con il mondo, siamo un'azienda aperta, parliamo le lingue, lavoriamo nel mondo e quindi ci interessa dialogare con il mondo e quindi ospitiamo anche scuole straniere in visita perché è il mondo il nostro mercato. Da sempre siamo un'azienda molto aperta, molto innovativa e quindi anche nel progetto di comunicazione apriamo l'azienda non solo ai clienti ma anche a studenti e a scuole perché pensiamo di poter aiutare i giovani a crescere e aiutare le scuole a interpretare meglio il mondo del lavoro. La cosa che mi ha colpito di più oggi è stata vedere l'azienda, parlare con l'amministratore. Mi aspettavo l'azienda un po' più piccola, però è molto più grande. Mi è piaciuto il fatto che c'erano tante persone che lavoravano tutti insieme e c'erano tanti macchinari.